Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. Buongiorno e ben trovati, nuovo appuntamento con Buongiorno 131, mercoledì 13 maggio, puntata 147, domenica ci sarà appunto alle 20:45, almeno questa è la notizia certa, ci sarà la sfida tra Cagliari e Torino e vediamo se il Cagliari riuscirà a prendere quel punto utile per l'aritmetica salvezza. Ne parleremo oggi, abbiamo tanti ospiti, ma prima diamo ovviamente il buongiorno a Francesco. Ciao Fra, ben trovato. Ben trovato. Ben trovatos. Ben Tutto trovato. a posto? Bella questa polo bordeaux in stile granata, anzi questa polo granata. Hai visto? In realtà non è granata, però vabbè. Però da qui Non è in omaggio al granata. Torino, non è in omaggio al Torino. Oh, bella, bella. Sfoggi queste polo con dei colori sgargianti. Beccia Verdia, tra l'altro, perché questa dovrebbe essere 3 anni fa. Beh, però si tiene in forma, sicuramente più di noi. L'ho usata poco, va detto anche ecco, questo. L'ho ecco. usata poco. Allora, buongiorno Nico, buongiorno Traccada, buongiorno Marco, buongiorno a tutti, ribadisco la sigla del cognato del direttore Spacca, la media del web calcistico. Vado in ferie e ti fate il Cagliari anche per me domenica. Allora buone ferie Marco, assolutamente. Beato. Mentre Mauro dice, buongiorno ragazzi, datemi conferma di quello che ho letto, la Torres, anche se perdesse lo spareggio, terrebbe comunque la categoria visto il fallimento della Ternana. Allora, è una questione pelosa, come si suol dire. Esatto. Nel senso che intanto la Ternana non è ancora fallita al 100%, diciamo così, definitivamente, perché fino a fine maggio si potrebbe ancora iscrivere alla prossima serie C. Quindi bisognerà aspettare fine mese per avere una risposta definitiva su questo, quindi poi bisognerà aspettare l'esito dei playoff, dei playout in questo caso. Ciò detto, è evidente che, ne abbiamo già parlato in passato, lo ribadiamo anche adesso, quest'anno la tendenza della Lega Pro in vista della prossima stagione, quindi le regole fatte quest'anno per l'anno prossimo, vanno in una direzione di una, non dico difesa comunque delle squadre della Serie C, però sicuramente una relazione, diciamo così, delle squadre della Serie C retrocesse in caso di buchi, come per esempio appunto la mancanza del Rimini e poi anche della eventuale della Ternana, che al momento non si va in quella direzione, ma siccome è ancora presto aspettiamo certezze da quel punto di vista. Quindi la Lega Pro ha un po' modificato il regolamento con appunto una predilezione nei confronti delle squadre retrocesse dalla C alla D come serbatoio di squadre da recuperare in caso di buchi all'interno nella composizione dei gironi. Poi
Se la Ternana fallisce, la Torres perde lo spareggio, va in Serie D e viene riammessa, non c'è nessun automatismo. Cioè non è automatica la cosa. Ok? Certo. È fortemente probabile che chi perda il play-out verosimilmente poi abbia appunto un vantaggio, ecco, rispetto alle altre, ma vale per il girone B, vale per il girone A e per il girone C, cioè poi alla fine bisognerà sempre fare i soliti giri, ecco. Infatti una squadra poteva essere appunto il Foggia. Esatto, che sicuramente ha più punteggio rispetto al Bra, e quindi nel caso in cui si dovesse andare il Foggia che è retrocesso, ricordiamo. Allora, Sì, esatto. si dovesse andare alla riammissione, le prime 3 squadre che verrebbero considerate sono le 3 retrocesse, cioè le retrocesse dei gironi e poi quelle dei play-out, quindi in generale le retrocesse. Ecco, Okay. hanno la priorità, certo, rispetto all'eventuale arrivo dalla Serie D. Rispetto all'arrivo della Serie D, rispetto alle seconde squadre, perché per esempio c'è anche il tema nella graduatoria di ripescaggio, no? In cui c'è la seconda squadra, una eventuale seconda squadra che in questo caso esiste, che è il Milan, in un futuro, che quest'anno ha fatto la Serie D, però l'anno prossimo vuole tornare nuovamente in Serie C, e quindi nei mesi scorsi, nelle settimane scorse, nonostante il Milan non avesse diciamo diritto sul campo a tornare in Serie C perché non è salita in Serie C con la cioè appunto in campionato. Col Milan Under 23, sì. E quindi c'è un po' da capire quello che potrebbe essere. Per rispondere ad Alessio che dice il Monastir vincendo avrebbe poche opportunità, a prescindere sì, perché dovrebbe avere un punteggio molto basso nella graduatoria di ripescaggio, essendo una neopromossa, non avendo mai fatto la Serie D prima di quest'anno, quindi proprio a livello di punteggio insomma non sarebbe messa benissimo. Ma in ogni caso, ripeto, anch'io, come dice Davide, come diceva prima anche Marco, cioè non c'è secondo me il tanto di preoccuparsi dopo soprattutto la vittoria dell'andata della Torres in trasferta, che quindi paradossalmente ha 3 risultati: potrebbe passare vincendo, potrebbe passare pareggiando, potrebbe anche passare perdendo 1-0, cioè è una follia. Esatto. Perdere con 2 gol, 2 gol di scarto dovrebbe perdere, giusto? cioè è una cosa abbastanza, mi sembra abbastanza complesso, ecco, diciamo così, fortunatamente. Aggiungo anche. Ecco, E Marco quindi dice, questo è un po'. Marco che dice: ciao ragazzi, in estate quale potrebbe essere la programmazione di Buongiorno 131? Non lo so, ma secondo me si parla di Clixoy e fondo americano. Si parla di Clixoy, io non ci sto, cioè proprio cedo il mio posto a qualcun altro. Sto scherzando, ovviamente, a scanso di equivoci che poi ci sono i simpaticoni. Esatto. Che poi te la clippano, attenzione, parole forti del direttore di 131. Esatto. Non abbiamo ancora deciso, qualcosa faremo, vedremo. Non abbiamo ancora deciso, quindi non vi possiamo dare una risposta esatto. di nessun tipo, non sarebbe serio. Qualcosa faremo, però sicuramente non, cioè, da giugno cambia ve lo possiamo già dire, cambierà la programmazione, cambierà sicuramente. Fino a fine maggio continua, fino al 28 mi pare, il 29 adesso non mi ricordo quando è il giovedì, l'ultimo giovedì di maggio mi pare che sia il 28, sì, perché domani è 14, quindi più 2 settimane, 28. E poi da giugno vedremo. Sicuramente ci prenderemo un minimo di pausa, perché insomma stiamo tirando dal 18 agosto, quindi
bisogna anche... Però non vogliamo abbandonarvi al vostro destino, e quindi questo al vostro destino. È evidente. Fare una diretta di un'ora e mezza ogni giorno. O pagate molto Luca Di Leonardo, cioè se vi quotate per pagare tanto Luca Di Leonardo, allora insomma, vediamo un po'. E poi oppure insomma. Sul campo del Monastir, appunto l'altro giorno quando c'è stata la presentazione si scherzava, no? Lì la presentazione del nuovo progetto, si scherzava nel post conferenza quali appunto sarebbero gli stadi in cui poter giocare, e non ce ne sono tanti. Grande Giorgio. Ciao, Giorgio. Un abbraccio forte, Giorgio. Grande. Dicevo, gli stadi sono quelli, cioè Cagliari, Sassari, Olbia, al momento quelli sono gli stadi omologati per la Serie C. Sicuramente quello di Monastir non sarebbe omologato mai, perché cioè, per così come è fatto non avrebbe nessuna possibilità, e quindi poi magari chissà tra qualche anno il Monastir sale in Serie C e gioca la Sardegna Arena quando il Cagliari giocherà nel nuovo GG Riva, chissà. Comunque stiamo ovviamente andando molto avanti. Stiamo sognando alle 10:15. Non la fantasia, di più. Non con la fantasia, di più. Ciao Fabrizio, grande. Grazie mille. Grande. E quindi insomma, questo è. Prima di ragionare un po', perché adesso abbiamo parlato un po' di altre situazioni, però ritornando un po' al discorso della Serie A, detto che non si sa ancora quando si giocherà effettivamente la 37esima giornata, è ovvio che la partita di domenica, questa è l'unica certezza, domenica alle 20:45 ci saranno le 3 gare che coinvolgono le 3 squadre che stanno ancora lottando per la salvezza. Ma vedo che c'è il nostro primo ospite, quindi ne parliamo con lui direttamente. Vai. Lo facciamo entrare. Accogliamolo. Eccoci. Buongiorno Paolo, a tutti. Buongiorno. Ciao. Buongiorno Paolo. Come stai? Molto bene, grazie. Molto bene perché sto per venire in Sardegna. Siamo vicini. Giustamente. Siamo molto vicini ormai. Mancano, cosa sono? 2 settimane? 2 settimane. Sì, ecco. Comincia calciomercato e come l'anno scorso le prime 2 tappe saranno in Sardegna. Ci sta assolutamente. Allora, ti chiedo subito, Paolo. Stiamo parlando un po' di Cagliari. È ovvio che domenica ci saranno questi 3 importanti scontri tra Cagliari, Cremonese e Lecce, che sono le ultime 3 squadre che si giocano alla salvezza. Cagliari-Torino, Udinese, Cremonese e Sassuolo-Lecce. Ti chiedo anche un commento su questo Cagliari, sulla stagione, se ti aspettavi questo andamento sinusoidale, diciamo, del Cagliari, quindi tra alti e bassi, forse più bassi che alti, ma vedendo anche il discorso progetto giovani, un allenatore che comunque era la prima esperienza in Serie A, ti chiedo di fare un piccolo bilancio sulla stagione dei rossoblù. Allora, secondo me il bilancio è positivo. È positivo proprio per i motivi che tu hai ricordato adesso, e cioè un nuovo allenatore, del quale si dicevano ottime cose che secondo me sono state confermate, però era comunque al debutto in Serie A e quindi dovevi verificare queste cose. La squadra ha giocato bene, si è mantenuta sempre a un livello di galleggiamento 3, 4, 5, anche di più in certi momenti, come tu ricordavi, sinusoidale il suo cammino. In certi momenti è stato anche distante dalla zona retrocessione. Poi probabilmente la distanza ha tolto un po' di fuoco sotto il sedere, ecco, diciamo, chiamiamolo così, e quindi la squadra si è un po' rilassata. Però comunque non è mai entrata nella zona rossa, e fate benissimo a ricordare che il prossimo weekend bisognerà prendere quel punto che manca per la salvezza matematica. Però se tu mi chiedi quante possibilità ci sono che il Lecce e la Cremonese entrambe facciano 6 punti nelle ultime giornate, io ti dico nessuna. Ecco, e quindi secondo me il Cagliari è già salvo. Però è chiaro che nelle ultime giornate è la matematica quella che conta, e quindi
direi che la partita casalinga contro il Torino, ultima gara casalinga di quest'anno, debba essere una festa che nasce dalla conquista di punti e quindi che te la sei fatta da solo la salvezza. Però ti ripeto, secondo me, allora intanto il Cagliari in questo momento è in vantaggio di 4 punti rispetto alla scorsa stagione, perché la scorsa stagione dopo 36 gare ne aveva 33 e adesso ne ha 37. Sì. Ha già superato il dato della scorsa stagione perché fece 36 punti l'anno scorso il Cagliari. Il suo andamento è pressoché analogo perché ha un gol segnato in meno finora e 2 subiti in meno, quindi insomma praticamente siamo lì. Andamento uguale, sì. Andamento uguale, però con una squadra che intanto ha venduto il suo bomber dell'anno scorso, che era Piccoli. E poi qui, se vogliamo, facciamo un discorso su Kilixoi, perché io per un certo periodo di quest'anno avevo pensato, guarda, questi hanno beccato un allenatore, un centravanti di grande livello. Poi si è un po' acquietato, insomma, come sapete meglio di me. Però comunque hai fatto questo stesso campionato dopo aver monetizzato, e anche molto bene, l'uscita di Piccoli. E quindi insomma noi sappiamo quali sono le urgenze del Cagliari, qual è il suo modo di gestire, che non credo cambierà anche adesso che c'è la nuova proprietà, vedremo, la conosceremo bene dalla prossima stagione in poi, ecco. Però date le condizioni di partenza, allenatore debuttante, gruppo ringiovanito, centravanti da 10 gol venduto, e alla fine hai fatto meglio comunque, e da cui il mio giudizio è molto positivo. Assolutamente, detto che comunque con il raggiungimento della salvezza ci sarebbe il rinnovo automatico per Pisacane, da quel che ho capito, quel che è la tua idea, tu confermeresti comunque Pisacane anche la prossima stagione sulla panchina del Cagliari? Non solo, io ti dico che Pisacane te lo potrai permettere ancora per 1 o 2 stagioni al massimo, se continua così, se va avanti così, perché anche naturalmente siamo rimasti tutti un po' colpiti, parlo a livello nazionale, voi lo sapevate già, lavorando a stretto contatto con lui da tempo. Ecco, siamo rimasti tutti molto colpiti, per esempio, dal suo discorso sull'approccio verso i giovani, che non può essere più, per come sono fatti i giovani di adesso, non può essere più fuori il carattere, ecco, o esclusivamente quello che ci ha accompagnato, devo dire in maniera un po' ripetitiva, nel corso dell'intera nostra carriera. Ecco, lo vedo, io sono sempre un grande appassionato di novità e quindi ho visto un approccio nuovo in Pisacane. È chiaro che adesso l'anno prossimo, e do per scontata la sua conferma, è chiaro che l'anno prossimo dovrà far vedere che alcuni dei giovani che lui ha inserito in squadra, ha lanciato, adesso non conosco bene la situazione contrattuale di Kilixoi, però comunque se dovesse essere... è previsto un riscatto a 12. Ecco, diciamo che 12 milioni, dopo quello che ho visto, io li rischierei. Sto parlando senza conoscere il ragazzo e naturalmente questa è una parte fondamentale del lavoro di scouting e del lavoro poi sul mercato di un allenatore, il conferma o meno. Non lo conosco e quindi quello che ti esprimo è soltanto un parere tecnico. A me piacciono i giocatori che hanno almeno una caratteristica che li eleva molto sopra la media. E il tiro di Kilixoi, la sua capacità di tirare, ecco, è qualcosa che va oltre, anche parecchio oltre, la media degli attaccanti della sua età. Parlo proprio tecnicamente del rumore che fa la palla quando viene colpita da Kilixoi. Ecco. E io trovo che quando tu hai una di queste caratteristiche over la media, ecco, sia il caso di lavorare su quelle e lavorare sulle altre, ecco, perché qualche cosa c'è. Assolutamente. Noi adesso abbiamo toccato due temi, che Pisacane e Kilixoi, Paolo, che sono due temi che hanno diviso tanto la piazza. A livello nazionale c'è stato tanto clamore, senza forse, tolto l'anno di Ranieri, ma perché ovviamente c'era Claudio Ranieri sulla panchina, quest'anno ha avuto tanto clamore il progetto Cagliari. Però ci sono due
distinzioni, ovvero fuori dalla Sardegna grandi titoloni sul progetto giovani Pisacane, in Sardegna invece c'è la divisione su chi vuole Kilixoi, su chi vuole tenerlo, su chi non capisce la gestione, perché la gestione non è stata semplice, soprattutto a livello fisico, perché comunque la domanda su Kilixoi Pisacane in conferenza è sempre stata fatta, sempre ovviamente, come è giusto che sia. Dal punto di vista tecnico non si discute, dal punto di vista fisico qui ci sono un po' di dubbi. E poi sull'andamento ovviamente di Pisacane tra alti e bassi, ti chiedo come mai secondo te questa differenza, ovvero a livello nazionale tanto clamore, a livello locale insomma tanti forse troppi dubbi. Ma guarda, è chiaro che a livello nazionale tu vedi il Cagliari, parliamo di Sky, sì. Noi vediamo il Cagliari quando c'è la partita del Cagliari, quando abbiamo la partita del Cagliari, e lo vediamo quando il Cagliari gioca contro le grandi squadre, perché quelle sono comunque partite che in un modo o nell'altro tu devi vedere. E se pensiamo che il Cagliari ha battuto la Juventus, ha battuto la Roma, per dirne due recenti che ricordo ancora, ecco, allora questa è una squadra che ha dei valori, e che questi valori, oltretutto, che non sono superiori alla Roma e alla Juventus, tanto che la Juventus, per esempio, in quella stessa partita c'ha molti rimpianti per come sono andate le cose. Però se tu allenatore di una squadra che è palesemente meno forte, riesci comunque a portare a casa la vittoria, ecco, quella è una prima caratteristica degli allenatori, soprattutto di quelli debuttanti, che ti fa suonare qualche cosa. Attenzione, questo è capace di inventarsi una partita, incartarla magari dopo essere andato in vantaggio, che tanti suoi colleghi non sono capaci di fare. Cioè, parliamo di Gasperini, che è un allenatore che ha confermato a Roma le grandissime cose che è stato in grado di fare negli anni precedenti con l'Atalanta. Però Gasperini, quando affrontava l'Inter, prendeva sberle con l'Atalanta, prendeva sberle da tutte le parti, in casa, in trasferta, in campo neutro, comunque. E quindi tu dici, vabbè, questa è una cosa che per lui è evidentemente impossibile riuscire col suo gioco. Pisacane, battendo la Juventus e la Roma, ti ha fatto capire di studiare, è uno che studia, perché ha trovato evidentemente delle mosse che hanno permesso alla sua squadra di tenere il campo bene contro attaccanti più forti, ecco, e ha portato a casa questi 6 punti che, se vai a vedere la classifica, sono quelli che fanno la differenza in questo momento, perché la Cremonese e il Lecce non hanno fatto punti, non hanno fatto vittorie. Poi il Lecce ha fatto un pareggio a Torino, però non hanno fatto vittorie contro le grandi squadre di questo campionato, contro le candidate alla Champions, per intenderci. Cagliari sì. E quindi questa è una cosa che è stata notata a livello nazionale. È chiaro che invece la piazza di Cagliari, che segue quotidianamente, e quindi tutte le partite del Cagliari, magari mette su un piatto della bilancia le gare che ti ho appena citato, però sull'altro lato del piatto della bilancia mette delle partite che il Cagliari ha perso o ha pareggiato dovendole vincere in determinate situazioni. Dice sì, vabbè, ci sono state delle luci, ma ci sono state anche delle ombre. È naturale. Poi sai, a livello nazionale noi siamo, come dire, notiamo le sorprese, naturalmente, però noi abbiamo un'idea delle squadre fin dalla partenza del campionato: questa deve vincere lo scudetto, questa deve piazzarsi in Champions, questa deve salvarsi con giornate d'anticipo, questa, se si salva l'ultima giornata, è un miracolo. Ecco, mettiamo le squadre in queste scatole, ecco. Okay. Ovviamente calcolando la piazza, calcolando i risultati degli anni precedenti, calcolando il mercato. È chiaro che io ho messo il Cagliari, l'avevo messo ma tutti l'abbiamo messo fra le squadre che si devono salvare, poi magari non all'ultima giornata, o va bene anche all'ultima giornata, e in questo senso, proprio per l'andamento che ha avuto nel corso della stagione, il Cagliari ha fatto il suo. Forse non ha fatto di più se non quel paio di lampi, ma ha fatto il suo. E calcolando le situazioni di partenza dell'allenatore debuttante, del bomber venduto,
è un suo ampiamente sufficiente per me. Assolutamente. Fra? Sì, intanto, a parte il piacere e l'onore di avere Paolo ai nostri microfoni, Grazie. a Paolo invidio il fatto di poter commentare la Champions e poi lo compatisco perché deve parlare anche di lotta salvezza in Serie A, perché veramente sembrano due sport diversi, Paolo. Credo che su questo non ci siano molti dubbi, no? Cioè, se No. pensiamo a Paris Saint-Germain, Bayern Monaco e poi certi spettacoli che vediamo in Serie A. No, al di là delle battute, c'è un giocatore quest'anno, anzi due giocatori soprattutto nel Cagliari, che hanno preso un po' l'occhio a tutti. Uno è ovviamente Palestra, e quindi Certo. non posso che chiederti il tuo parere su Palestra. E l'altro è Sebastiano Esposito, perché in questi giorni stanno tornando un po' a suonare le sirene di mercato, no? Ieri su Tutto Sport lo si dava vicino al Torino, con altre squadre interessate. La stagione di Esposito è stata particolare, diciamo così, perché comunque a livello di numeri è il migliore del Cagliari, 6 gol e 5 assist, però qui c'è sempre stata la sensazione che sia mancato sempre qualcosina, no, per fare il salto definitivo, e in parte la stagione di Esposito rispecchia la stagione del Cagliari, cioè una squadra non costante, capace di grandi picchi come le vittorie che hai citato tu e anche di grandi delusioni da Pisa in giù. Quindi ti chiedo un po' come valuti la stagione e di Palestra e pure di Esposito. Beh, allora, partiamo da Esposito. Sono d'accordissimo con te sul fatto che gli sia mancato qualcosa e che la completa maturazione che io seguivo già a Empoli, perché già a Empoli mi piaceva, sa giocare a pallone Esposito, non c'è nessun dubbio su questo. E proprio perché sa giocare a pallone, io mi aspetto qualche cosa di più da lui. Mi aspettavo la doppia cifra, per intenderci. Mi aspettavo la doppia cifra in fatto di gol. I numeri contano, soprattutto per gli attaccanti. Certo. E in questo senso avrebbe potuto fare di più. Poi, quando guardo una partita del Cagliari, trova sempre il modo di rubarmi l'occhio, Esposito, perché sarà il DNA di famiglia, che ti devo dire. È uno. Poi bisognerebbe sempre indagare, ripeto, quando facevo il cronista, a bei tempi, ero più giovane e frequentavo i campi, conoscevo anche i giocatori, le persone, e quindi mi davo una spiegazione, quando la conoscenza era a un livello almeno discreto, mi davo una spiegazione di picchi e di cadute di questi giocatori anche dal punto di vista caratteriale. Ecco, c'erano delle cose che mi potevo aspettare. Adesso non li conosco più, conosco un po' gli allenatori, anche perché tanti di loro sono stati giocatori quando io facevo il cronista. Ecco, i giocatori non li conosco più e quindi io non so, per esempio, se questa esplosione del fratello minore, io vedo che è una famiglia molto unita, che si vogliono molto bene, però tu sai che a livello anche subliminale, magari un fratello più giovane che viene fuori e improvvisamente ti sorpassa nella attenzione popolare, magari ti può portare a qualche ripercussione. Ripeto, sto parlando di cose che non conosco, ma sto facendo delle ipotesi di scuola che potrebbero avere un loro fondamento. E quindi io continuo ad aspettare Esposito, perché sono sicuro che arriverà la stagione da 15 gol per Sebastiano Esposito. Non è stata questa, ma continuo, per intenderci, io magari aggiungerei qualcosa all'attacco, ma non toccherei né Chiriksoi né Sebastiano Esposito. Palestra è stata la grande sensazione del calcio italiano in questa stagione, e quindi bene, bravo Cagliari, bravo Pisacane ad avercelo mostrato e sviluppato così bene. Povero Cagliari per il fatto che a fine stagione inevitabilmente lo perderà. Poi avevo anche raccontato su Sky una cosa divertente, che ovviamente mi faceva fare una gran bella figura come talent scout, perché io sono un grande tifoso della Triestina, la squadra della mia città, e cos'erano 2 o 3 anni fa, a metà settimana giocò a Caravaggio, che è un paesino
dell'Interland milanese. Sì, conosciamo bene perché l'anno scorso, scusa se ti interrompo, la Torres ci ha perso i playoff 7-1 ecco, con l'Atalanta esatto, Under 23, quindi esatto. nel racconto Esatto, sardo Caravaggio ha la sì. sua importanza, ecco, diciamo così. Ecco, allora siamo accomunati dalla sventura, perché io ne approfittai per andare a vedere a metà settimana Atalanta Under 23 Triestina, che tra l'altro la Triestina all'epoca era in un'ottima situazione di classifica e invece viene bastonata regolarmente dall'Atalanta, e dei giocatori di quell'Atalanta mi annotai un terzino destro che mi era sembrato fenomenale a livello di Serie C. Ovviamente era palestra quel giocatore, e poi e mi ha fatto fare un figurone, perché poi quando parlavo per esempio con un mio collega che è Beppe Bergomi, grande appassionato di calcio giovanile, e quindi gli avevo detto, lui poi è molto vicino all'Atalanta, lo zio, e gli avevo detto: ho visto questo palestra, è un'ira di Dio. E lui mi ha detto: l'hanno detto anche a me che è molto bravo, vediamo quando arriverà in Serie A. E lui è arrivato in Serie A con l'Atalanta e non ha fatto bene nel primo anno all'Atalanta, perché evidentemente era emozionato, il livello era troppo alto, così, e quindi ho trovato molto sensato darlo in prestito in Serie A una squadra dove avrebbe giocato tutte le partite. E insomma, per dirtela chiara, ho sostenuto anche con l'affetto dovuto alla persona l'avventura azzurra di Gattuso, però quell'ultima partita in Bosnia Palestra doveva giocare dal primo minuto, perché andava il triplo di quanto andava tutti gli altri, il triplo, ecco, e metterlo dentro soltanto quando sei rimasto in 10 per provare a tenere su la baracca non è stata una grande idea. Sono d'accordo. In chiusura, Paolo, nel ricordare ovviamente che dal 1° al 13 giugno ci sarà appunto il calciomercato l'originale tra Olbia e Golfo Aranci. Ti chiedo faccio una domanda in mercato. Secondo te, Caprile, un altro anno a Cagliari, oppure, a fronte ovviamente di un'offerta che sia meritevole, vedresti Caprile in un'altra squadra, o gli consiglieresti di stare un altro anno a Cagliari? Allora, consigliare di restare a Cagliari lo consiglio a tutti, per tutta una serie di motivi, che non soltanto calcistici. Dipenderà molto dalla nuova proprietà e da quale impostazione finanziaria daranno al club, perché Caprile in questo momento è un assegno circolare, naturalmente, che tu hai per la stagione che ha fatto. E quindi se tu ti devi finanziare il mercato, se tu devi, anche qui non conosco nei dettagli la situazione finanziaria del Cagliari, se tu ti devi finanziare è la maniera più semplice per finanziarti, anche perché ci sono diversi club che probabilmente vorranno cambiare portiere nella prossima stagione, e anche per un effetto domino. Ecco, Caprile sicuramente non è certo in fondo alla catena alimentare dei portieri della Serie A, ecco, anzi direi che è nella fascia Champions, ecco, Caprile di questi portieri. Però se tu vuoi creare una squadra che non lotti più per la salvezza, ma possa diventare nel tempo più ambiziosa, quando riesci, Palestra lo devi perdere perché non è tuo, ma quando tu riesci a individuare un pezzo uno degli 11 pezzi dell'ingranaggio che funziona molto bene, insomma, cerca di trattenerlo. Sono assolutamente d'accordo. Perfetto. Paolo, ti ringraziamo ovviamente per questa tua disamina, questo tuo collegamento, ci ha fatto veramente tanto piacere. Ci vedremo ovviamente quando sarai in Sardegna. Esatto. Sei sempre il benvenuto. Vi aspettiamo al nord. Grazie. Grazie. Grazie mille. Grazie, Ciao Paolo Paolo, Condò. buon lavoro. Ciao. Un abbraccio, buon lavoro. Ciao. E ringraziamo tanto Paolo Condò, insomma ci ha fatto un po' una disamina sul Cagliari, e ci sta di vari discorsi fatti, però lui comunque vedi che ringraziamo anche Sky Sport, ovviamente, assolutamente, oltre anche Paolo, Davide Bucco, che ovviamente no. ci aiuta sempre nel portarci i talent di Sky, questo ovviamente lo ringraziamo tantissimo. E ci sta, dicevo, il discorso su Kilixoi, sul fatto del riscatto, e anche l'idea di Caprile. Ecco, anche qui bisogna vedere un po' a livello finanziario se Caprile può essere un ingranaggio per un Cagliari che
aspirerà a qualcosa di meglio rispetto alla salvezza, oppure se servirà comunque per alimentare un nuovo mercato, e anche quello che non escluderebbe ovviamente un qualcosa in più rispetto alla salvezza, che è un po' l'obiettivo finito questo, ma guarda, salvato. ma lì secondo me, lì il discorso è molto semplice, cioè bisognerà capire, a parte quello, o meglio, quello è il discorso, cioè balla tutto intorno al vil denaro. Bisognerà capire con che forza, ma più che con che forza, con quale intenzione, quale volontà, ecco, i nuovi investitori americani vorranno intervenire fin da quest'estate. Perché è chiaro che se noi adesso, cioè noi non lo sappiamo, io quello che continuo a dire è che noi non lo sappiamo. Noi non sappiamo se il 31 maggio verrà esercitata, no, quella clausola sul famoso third closing che permetterebbe alla Cagliari Calcio LP, 1920 LP, cioè quindi il veicolo di investimento americano sul Cagliari, di entrare in maggioranza, cioè quindi di acquisire ulteriori quote di Tommaso Giulini, che al momento al 51% ancora, vi ricordo, con il 51% delle quote è l'azionista di maggioranza del Cagliari, e magari Maurizio Fiori il 31 maggio, il 1 giugno fa una conferenza stampa e dice: signori, noi mettiamo 50 milioni di euro a correre solo per il mercato in entrata. E allora a quel punto io ti dico, perché deve partire Caprile? Certo. Non è necessario che parta Caprile, a quel punto di vista. Non è necessario che parta Esposito, non è necessario che parta quell'altro X, cioè non, per capirci. Certo. È chiaro che in questo momento specifico non lo sappiamo, quindi sarebbe anche poco serio e stupido dire, cioè sbilanciarsi su no, ma sarà il solito mercato del Cagliari da 0-0, detto che il mercato dell'anno scorso non è stato da 0-0. Cioè bisogna sempre, secondo me, parlare quando si hanno non tanto le competenze quanto le conoscenze, anche la conoscenza delle cose. Noi al momento non sappiamo e quindi è inutile fare ragionamenti di questo genere, e quindi aspettiamo che finisca la stagione, speriamo ovviamente che il Cagliari si salvi già domenica sera e poi capiremo, perché tanto, ripeto, è inutile provare a immaginare uno scenario che ancora non è chiaro, non sappiamo neanche se è chiaro alla parte societaria, quindi cioè, sarebbe poco professionale da questo punto di vista. Come dice Alessandro, manca poco per capire in che direzione si andrà, però bisogna aspettare ancora un po'. Quindi, anche perché le cose cambiano veramente dall'oggi al domani. Quindi. Comunque, facciamo entrare gli altri nostri ospiti. Esatto. Allora. Un gradito ritorno, che è quello di coach Antonello Restivo. Ciao coach, come stiamo? Ciao ragazzi, tutto bene. Tutto bene, voi come state? Tutto a posto? Benissimo. Posto, oggi il livello degli ospiti ti vediamo altissimo. Ancora meglio. Il livello degli ospiti altissimo. E facciamo entrare anche il nostro Nando Mura. Ciao Nando. E qui il livello è crollato. Il livello proprio decolla, siamo a roba siderale qua, cioè, insomma. Ciao Nando, ciao Antonello, fa piacere vederti. Beh, va detto, Nando, che tu porti, no, la conoscenza e tutto. Coach Restivo porta la bellezza, il savoir-faire, insomma, il saper fare, il saper vincere, cose che a me e a Luca Di Leonardo sicuramente mancano come tu. No, non è vero. Non è vero, comunque, non è vero. No, il format sta andando avanti alla grande, è una parte vincente dello sport. Anche grazie. Questo format che fate, è sempre stato bello. Grazie coach, grazie. Allora, noi ci siamo visti diversi mesi fa, quindi oggi possiamo parlare di bilanci, anche se non è ancora tutto chiuso, perché sappiamo che in B interregionale di basket, ovviamente parliamo di pallacanestro, iniziamo a parlare di pallacanestro, poi parleremo anche di calcio, perché tanto il coach è il grande tifoso del Cagliari, e quindi questo è ovvio.
Ci sarà la chiusura anche sul calcio, ve lo garantiamo. Esatto. Però adesso fateci parlare di pallacanestro. Dicevo, coach, possiamo tirare un po' di bilanci. Con Nando ne abbiamo fatto tanti, quindi vogliamo sentire un po' anche la tua versione su questa annata del basket sardo, che fa segnare sicuramente sul fronte sassarese, sul fronte Dinamo. Chiaramente notizie ferali, perché la retrocessione in Serie A2 della Dinamo dopo 16 anni, la sparizione della Dinamo Women, quantomeno come livelli nazionali, ecco, perché poi sappiamo che verrà iscritta nel campionato regionale, però ecco, sparisce la ribalta nazionale anche sul discorso Dinamo Woman, che tu ben conosci, quindi ti chiedo un po' come hai vissuto anche questo finale di stagione davvero drammatico sul fronte Dinamo. Ma sul fronte Dinamo, ovviamente, come hai detto tu, c'è stato un po' un anno un po' particolare. Se la femminile, posso dire, non è stato un fulmine al ciel sereno, perché poi alla fine per tanti anni, gli ultimi anni, si sono sempre messi dei punti interrogativi su tante cose. Lo stesso il presidente più volte aveva espresso anche pubblicamente dei dubbi sul movimento, sul fatto che i costi fossero troppo alti, sul fatto, e questa è la parte principale, dell'appetibilità del prodotto, che poi alla fine è tutto lì. Cioè, lo sport ormai sta diventando, lo vedremo anche più là per quanto riguarda il discorso NBA Europe, sta diventando una vendita del prodotto, e questo purtroppo, se va di pari passo per quanto riguarda questo la femminile, anche un po' per il maschile, però soprattutto per la femminile, e se il valore del prodotto non è così alto, così allettante, così accattivante, ovviamente la gente non si appassiona, la gente non va, la gente non segue. È un po' quello che è successo a Sassari. Ovviamente si pensava che il femminile potesse avere non numeri come la maschile, però diversi numeri. Questo non è stato, e ovviamente non ci sono stati più i presupposti. Da quel punto di vista, ripeto, non è stato, diciamo, una cosa tra virgolette così scioccante, nel senso che ci si aspettava, ma non perché fosse Sassari, ma perché se andiamo a vedere la Virtus Bologna uguale, Faenza uguale, Ragusa uguale, è una cosa che bisogna cambiare nel femminile determinate cose, perché sennò alla fine si va sempre a cercare di coprire dei buchi portando su delle società, però poi alla fine non si riesce a valorizzare il prodotto, anzi sta andando sempre più in basso il livello, e tante di queste cose qua. Per quanto riguarda la maschile, secondo me la Dinamo, al di là del risultato, che è un risultato ovviamente non bello, perché è figlio di tante cose, perché i risultati secondo me non sono solo una questione degli ultimi mesi, perché la Dinamo stava per andare ai playoff, era a 2 punti dai playoff, da lì è crollata. Però non è solo quello, è un po' anche lì una sorta di più che altro si è sentita questa, non è più la Dinamo, non c'è più questo attaccamento alla Dinamo, e questo è quello che dispiace di più. Lì a Sassari abbiamo visto negli anni quanto c'è stato il calore, non solo di Sassari ma di tutta la Sardegna. Adesso un po' è un po' calato, e anche questo qua secondo me bisogna interrogarsi soprattutto su questo, non solo sui risultati del campo. È indubbio, io poi per me, che ho vissuto da vicino Gianmarco Pozzecco e ho vissuto da vicino Meo Sacchetti, anche lì bisogna interrogarsi, cioè come mai queste due persone, due tipologie di allenatori riuscivano a portare tanto entusiasmo, a creare tanto. Non è solo una questione, secondo me,
di giocatori o di risultati, anzi i risultati venivano proprio per quello. Allora anche lì bisogna un po' interrogarsi per tutto il discorso, per quanto mi riguarda, del valore dell'allenatore, quindi questa è la parte secondo me più importante. Nando? Sottoscrivo tutto quello che ha detto Antonello. Sì, a questo va aggiunto intanto che tra 48 ore, anche meno, Stefano Sarder terrà una conferenza stampa nella clubhouse di Piazza Neni, via Neni, quindi sapremo, non credo moltissimo, perché non è che può dire chissà che, non può dire che è stato ripescato, non può dire che comprerà diritti, perché il campionato è ancora in corso, c'è molto fermento nell'aria, però è tutto fermo. Quindi probabilmente farà un discorso più politico, così di appartenenza, andiamo avanti anche dalla 2, che non è una colpa, voglio dire. Il problema, per aggiungere qualcosa a quello che diceva Antonello, è che la pallacanestro femminile, l'abbiamo detto tante volte in questa trasmissione, non ha l'appeal che per esempio ha la pallavolo femminile, che vince le coppe, che vince le Olimpiadi. Le ragazze sanno chi è Paolo Egonu, ma non sanno chi è Cecilia Zandalasini, per dirne una. E poi anche il discorso di creare. Oggi leggevo che alcuni ragazzi italiani del 2006-2008 non è che da Bologna vanno a giocare a Milano o da Roma vanno a giocare a Berlino, no, vanno nelle università americane, cioè ormai il mondo Vincini. Vincini ieri, con no? ex Sassarese, L'ultimo. ce ne sono anche altri. Ellis di Milano, che giocava in Eurolega, ha preferito, anche perché è ben pagato, andare lì. Quindi è difficile ragionare oggi per noi cosiddetti osservatori, ragionare su quello che succede, perché oggi i giovani italiani vanno a studiare e a giocare nella NCAA. Oggi è impensabile che tu possa fare una cosa tipo quella che l'Espedia o la stessa Virtus del papà di Antonello Restivo Mario faceva con Carlo Caschili 20 anni fa, che le ragazze venivano, facevano mini basket, allieve, le ragazze juniores, e poi le migliori approdavano in prima squadra. Oggi no, oggi vanno a giocare fuori, oggi vanno a studiare fuori, ma fuori intendo l'estero, proprio estero lontano. Quindi è molto complicato quello che sta succedendo nella pallacanestro italiana. Per quello che riguarda la Dinamo maschile, sì, non è un caso, ha detto, secondo me Antonello ha toccato un tasto un po', come dire, su un terreno un po' scivoloso, però è condivisibile. Cioè, Meo e Poz hanno ottenuto grandi vittorie, gli altri un po' meno, quindi probabilmente c'è anche un discorso legato alle capacità tecniche degli allenatori. Io credo che, al di là della bravura indiscutibile di Meo e Gianmarco, che sono stati CT anche della nazionale in tempi diversi, secondo me Meo e Gianmarco hanno capito Sassari. Cioè, a Sassari non servivano sergenti di ferro arrivati dall'ex Jugoslavia o allenatori scientifici che vivevano di lavagnette e altre cose, no. Meo e Gianmarco hanno saputo interpretare bene il tessuto sportivo sassarese, hanno saputo scegliere probabilmente meglio i loro giocatori, perché noi ci ricordiamo Otello Hunter, James White, i cugini Diner, quei mostri assassini dello scudetto. Poi facciamo difficoltà a ricordarci quali sono stati gli altri giocatori. Gli ultimi che sono arrivati sono stati Barnell e Bilan, che adesso lottano per il titolo di MVP del campionato, lottano per lo scudetto. Quindi sicuramente il discorso di qualità c'è stato. L'abbiamo detto, l'unica volta che la Torres è stata davanti al Cagliari dal dopoguerra in poi era la Torres di Zola, e che già questo ci fa capire che se tu hai Zola fai certe cose, se hai Francesco Aresu ne fai altre, insomma. Direi abbondantemente, non si sa di che tipo, però sicuramente diverse. No, coach, chiaramente ora siamo di fronte, facciamo l'esempio prima per il Cagliari, no? Non sappiamo cosa racconterà il futuro, perché è un'estate che si preannuncia calda, però è idem, cioè la stessa roba anche vale per la Dinamo Sassari. Al momento c'è una Serie A2 da giocare.
che è un altro sport anche questo rispetto alla Serie A1, no? Perché cambiano completamente tutti i parametri, dalla gestione degli stranieri, ha una formula infernale, perché è veramente una formula infernale. Sassari non ci scende in Serie A2 da 16 anni, quindi non è neanche un terreno che conosce più oramai. E quante e quali sono le incognite della prossima stagione, secondo te? In caso di Serie A2, ovviamente. Quindi ipotizziamo un campionato di Serie Una A2, Serie che A2. al momento è l'unica certezza che abbiamo in questo momento. Cioè il verdetto del campo. È un po', secondo me questi anni qua saranno un po' gli anni che andranno a cambiare la pallacanestro e lo sport, perché appunto con l'evento dell'NBA Europe e con l'evento, come ha ricordato Nando, di tutti questi giovani che vanno all'NCAA, succederà qualcosa, si allargeranno ancora di più gli stranieri, si faranno tante altre cose nuove. Per quanto riguarda la Dinamo, se possiamo dire Serie A2, secondo me potrebbe essere anche una situazione dove ricreare un po' quell'entusiasmo che si è perso, quell'avvicinamento alla squadra, quel senso lì. È un campionato molto difficile, un campionato lungo, un campionato che si gioca con tantissime infrasettimanali, ci saranno tantissime trasferte, però se si va a vedere anche quest'anno, quelle che sono retrocesse sono quelle che alla fine ci stanno giocando la promozione. Io mi ricordo quando il Cagliari scese in Serie B, molti ipotizzavano, dai, magari è meglio perché così si fa un campionato da vertice, non sempre lì che stiamo sempre a guardare i risultati degli altri e sperare di non retrocedere. Quindi da questo punto di vista ormai la Dinamo sono tanti anni che non va in Coppa Italia, che non va ai playoff. Magari questo potrebbe essere una cosa positiva fare la Serie A2, perché potrebbe, diciamo, riavviare tutto. Secondo me, ripeto, non è solo una questione di risultati, ma bisogna ricreare un po' tutto, non solo la Dinamo, proprio l'ambiente sportivo in generale, perché adesso arrivano gli americani, hanno un altro tipo di mentalità, una mentalità molto più imprenditoriale e tutto, e allora bisogna un po' ricostruire un po' il senso, anche per quanto riguarda le giovanili, ricostruire un po' il senso dello sport, della pallacanestro in questo caso. Quindi secondo me bisogna dar più valore al settore giovanile, fatto in una maniera diversa, tutte cose che sono tutte tematiche che ogni anno e sempre si parla, però poi alla fine non si mette realmente mano su questa situazione. E secondo me, se è vero che ci sono meno soldi, ci sono meno imprenditori, ci sono meno soldi in generale tutti quanti per andare, adesso faccio l'esempio, anche andare a vedere una partita che uno non spende 50 euro, allora è vero anche che il valore del prodotto ovviamente lo fa il prodotto stesso, quindi uno per un valore basso non spende neanche un euro, invece per un valore alto può spendere anche per andare a vedere una partita. Cioè è tutto un incanalarsi di cose che vanno al di là del campo, che sono importanti. Io mi ricordo una volta, adesso vi do un ricordo da piccolino. Io ero alla Virtus e c'era Nando. E Nando arrivò con uno scooter, i primi scooter, quindi perché c'erano le Vespe col cambio, no? C'erano i primi scooter e lui, tutti quanti, bello, bello, bello. E Nando raccontò che quando andò a prendere lo scooter, una signora, adesso tu pensa cosa mi è rimasto in mente, una signora disse, ma costa tanto, costa quanto un pianoforte? E Nando dice, sì, vabbè, ho capito che vuol dire, questo si compri il pianoforte, io mi compro lo scooter. Quindi il valore era, per certe persone, è appunto il pianoforte, bello, eccetera, eccetera, tenuto in casa, la musica, per altre persone ovviamente
il valore può essere lo scooter fatto bene, bello, eccetera, eccetera. Quindi da questo punto di vista la parte importante è il valore del prodotto, e purtroppo a livello di valore del prodotto sia maschile che femminile a pallacanestro sta calando molto, e quindi questo è un dato che deve far riflettere. Comunque tutti gli altri campionati sono nettamente più belli, più appetibili, più guardabili in tutti i sensi, non solo esclusivamente perché si va al palazzetto, sono palazzetti nuovi, no, anche proprio di spettacolo. Stiamo parlando proprio di spettacolo totale, lo vediamo anche nel calcio, dato che ormai tutti quanti seguiamo il calcio, cioè abbiamo visto le partite in Inghilterra come sono nettamente più godibili delle nostre partite, dei nostri 0-0 Juventus, no, chi era? Juventus. Milan-Juventus 0-0. Quindi questo è un po' il senso. Allora bisogna cercare tutti quanti di ricreare e cercare di portare spettacolo inteso proprio nel campo. Adesso è facile dirlo, però l'ultima Dinamo era difficile da guardare, nel senso che Nando ha citato determinati tipi di giocatori, la pallacanestro come lo sport, soprattutto in certi momenti è importante fare la scelta giusta. Qua abbiamo sentito anche l'allenatore Mersic che ha parlato di errore di un'apertura di un lancio lungo che è finito in tribuna. C'è una roba del genere, probabilmente la vediamo, lo vedo da mio figlio che è all'Under 15, cioè stiamo parlando e questo è il livello. Allora, più si abbassa il livello, più ovviamente le persone si annoiano, fanno altro, giustamente. E poi si perde perché nel basket non c'è neanche il pareggio, quindi quello sicuramente aumenta la difficoltà. Nando, prima di farti la domanda seria, ti ricordavi questo aneddoto del pianoforte? Beh, sì. Lo ricordavi? È già qualcosa. Nel piazzale lì della Virtus. Sì, costa molto, costa quanto un pianoforte. Sì, il pianoforte non ha le ruote. No, esatto. Ha le rotelle per spostarlo, ma non è un mezzo di trasporto. Questo sicuramente. Io pensavo, mentre ascoltavo Antonello, che l'aspetto economico oggi è fondamentale, perché c'è una frase che anni fa mi era rimasta impressa. Avevano chiesto a un politologo americano, era in corso una elezione presidenziale, Obama contro Bush, forse, non mi ricordo, e gli ha chiesto chi vincerà. E lui ha detto: ditemi quanti soldi può investire Obama, quanti soldi può investire Bush in campagna elettorale, vincerà quello che ha più soldi, che potrà fare una campagna elettorale più ricca. Quindi anche lì, per eleggere un capo di Stato negli Stati Uniti, vince il più ricco, il più forte. Il più forte è sempre più spesso anche il più ricco. Per dirne una, la Dinamo l'anno dei playoff scudetto vinti ha giocato 18 partite di playoff, di cui la metà a Sassari, a 100.000 euro a botta. La Dinamo fra maggio e giugno si è trovata con quasi 1 milione di euro in più da spendere l'anno successivo, capisci? Il problema della pallacanestro è che se tu non fai playoff o vinci lo scudetto, non è che lo vincono 10 squadre all'anno, lo vince una squadra ogni 10 anni, tu ti ritrovi a giocare in una disciplina che non ha ritorno economico. Cioè nel calcio, il nuovo presidente proprietario del Cagliari si vende Caprile e quell'altro, il terzino, palestra, e si mette in tasca 60 milioni di euro. Va da Sky, sottoscrive un contratto e incassa 50 milioni di euro. Nel basket tutto questo non c'è. Nel basket i diritti televisivi sono bassissimi. Perché? Perché poca gente guarda, poca gente fa gli abbonamenti, perché anche lì ormai è tutto un abbonamento. Poi a Sassari c'è anche un cambio generazionale. Antonello ha toccato questo argomento, io lo approfondisco facendo l'esempio cretino. Chi nel 2010, quando la Dinamo è salita in Serie A per la prima volta, aveva 70 anni, oggi ne ha 86, forse è chiuso in una RSA, non va al palazzetto a vedere la Dinamo. Quindi c'è stato un cambio generazionale. La colpa che può aver avuto la Dinamo in questi anni è quella di non aver saputo ricreare un tessuto a seguito di questa squadra, e quindi deve ripartire da zero. Però io non accuso la Dinamo, che dopo 16 anni si retrocede anche per stanchezza,
così come finiscono anche certi matrimoni dopo 16 anni per stanchezza, così come il tuo lavoro dopo 16 anni ti piace meno di quando lo facevi 16 anni prima. Quindi questo è l'importante. Ecco, infatti faccio la domanda ad Antonello: tu cosa ti aspetti che dica Stefano Sardera dopodomani? Scusa, Francesco, ti ho rubato la domanda. È casa Vai, tua. vai, tua. Anzi, speravo la facessi prima la domanda. No, guarda, io non mi aspetto niente di particolare, nel senso che ci sono tante cose in ballo. Ieri hanno dato l'ufficialità del passaggio di Cremona a Roma. C'è questa situazione che Trieste dovrebbe rimanere a Trieste, però il presidente di Trieste ha già acquistato diciamo, i diritti del palazzetto di Roma e sta cercando una sorta di società per poi chiedere la wild card, quindi c'è la possibilità che si arrivi a 18 squadre. Quindi da quel punto di vista ci sono tante di queste cose. Secondo me il presidente farà il punto della situazione, non l'ha ancora fatto perché a parte 2 o 3 interviste non ha detto niente mai di particolare. Sicuramente toccherà certi argomenti che possono essere la costruzione della squadra, che ha accennato altre volte, che può essere appunto il prossimo anno, magari annuncerà qualcosa che magari, non lo so, l'allenatore o qualche dirigente, vediamo un po', però qualcosa sicuramente, secondo me magari saranno più i giornalisti a chiedere, perché Sassari un po' vive nel non dire, quindi ho un po' visto anche la situazione del general manager di Sartori, che c'era, non è mai stato detto che non c'era più, o c'è ancora, non si sa bene. Quindi secondo me più che altro faranno, anche se è difficile con lui fare delle domande, però faranno delle domande anche i giornalisti. Però per il futuro secondo me è una cosa un po', magari loro sapranno qualcosa in più, sicuramente lui saprà qualcosa in più, però secondo me è una cosa un po' ancora a divenire, perché si dovranno valutare tante cose. Ho letto che ci sono state già delle riunioni di Lega dove iniziano a parlare del 7° straniero, non per quest'anno, per il prossimo anno, e inizieranno probabilmente anche a toccare il format. Bisogna vedere. Diciamo è un po' un periodo particolare perché traballa l'Eurolega, l'Eurocup uguale, quindi un po' diciamo sarà bello vedere e scoprire cosa succederà. Un po' il fatto che stanno andando via tutti i giocatori italiani, o almeno ho letto così, è un po'... sono rimasto un po' così, perché anche per la Serie A2 comunque qualcuno di questi giocatori italiani, a parte Vincini che è andato appunto in NCAA, magari servirebbe, però vediamo. Vedremo. Intanto ci sarà il nostro Roberto Pin in conferenza stampa, quindi le domande sicuramente gliele farà. L'ultima volta che è andato in conferenza alla Dinamo, Thomas si è alzato dopo la sua domanda, quindi non dubitiamo del fatto che ci sarà. Ma gliel'ha fatta in italiano o in inglese? Gliel'ha fatta in sassarese. Non lo so se devo chiedere, ma credo che l'abbia fatta in italiano comunque. No, al di là di questo, volevo dire a Roberto Spada, che dice i messaggi li leggete, assolutamente sì. Volevamo usare la tua domanda, caro Roberto, proprio per chiudere l'argomento Dinamo prima di passare a Esperia, insomma, ad altri temi. Roberto vi fa una domanda, Nando e coach, dice: secondo me quest'anno la Dinamo non aveva un'identità tecnica ben definita rispetto alle squadre di Meo Sacchetti e del Poz. Cosa ne pensate? Guarda, è un brano del Vangelo quello che hai appena letto, cioè il run and gun, si chiama così, il corrietira di Meo Sacchetti, e il gioco invece un pochino più ragionato di Poz, perché sembra strano, ma Poz era uno svitato quando giocava, invece Meo era una persona molto precisa. Poi invece Meo da allenatore ha sposato la causa del corrietira, mentre Pozzecco la prima palla era sempre per il pivot, ti ricordi Antonello? No? C'era un modo di giocare che tu a occhi chiusi riconoscevi la squadra. Ecco, in questi anni sono state create delle squadre, un playmaker, una guardia, una ala piccola, una ala forte e via. La forza
della Dinamo dello scudetto è che quei 5 assassini del quintetto, più quello svitato di Edgar Sosa, erano geniali, erano straordinari, e il cemento che teneva unito questo gruppo che poteva implodere, infatti ha rischiato di implodere, era quello straordinario gruppo di italiani. Quindi quella squadra era una macchina perfetta, perché c'era De Vecchi, Vanuzzo, c'era Matteo Formenti, insomma, c'erano dei giocatori italiani che nel momento del pericolo, del bisogno, andavano loro a spegnere il fuoco, mentre Dyson magari quel giorno non ne aveva voglia e non giocava, però poi le partite importanti abbiamo visto. Ecco, e lo stesso discorso vale per il Pot. In questi anni ne abbiamo visto molti allenatori, durati peraltro abbastanza poco, che non hanno dato una impronta, perché Meo l'impronta la dava. Meo diceva: abbiamo soldi, compriamo un playmaker, ma voglio un playmaker bravo. E questo questo è un'indicazione politica pesantissima. Seconda cosa, quelli con la pelle scura, diceva: se mi comprate quelli con la pelle scura, io sono più contento se mi compri quelli pallidi, i cosiddetti visi pallidi. E infatti di visi pallidi ne abbiamo visti tanti a Sassari, ma tranne Curei forse, ma altri bravi, Bilan, ecco, uno dei pochi giocatori dell'Est. Cioè, Meo dava, e anche Poz, che è stato bravo a portare lui Bilan, per dire, in Italia, e anche altre guardie ex jugoslave. Quindi quello che abbiamo appena letto, quella indicazione, secondo me è proprio evangelica. Cioè, la prima forza è chiamare un allenatore, costruire la squadra, dargli un'identità, perché ti devi identificare in quel gruppo, primo. Secondo, la pallacanestro run and gun di Meo, oltre che vincente, era anche bella da vedere, che non guasta l'aspetto estetico nel basket, è molto importante. Sì, specie perché quest'anno veramente abbiamo assistito a partite. Io quest'anno ne ho visto più rispetto agli altri anni, perché mi è toccato, devo essere sincero, proprio l'anno migliore per seguire la Dinamo ho scelto. Coach, vuoi aggiungere qualcosa? Sì, no, io sono d'accordissimo, anche secondo me è una cosa giusta. Io parto da un altro presupposto e allora lì ci agganciamo dalla parte dirigenziale. Cioè, ormai io vi faccio un esempio. Io ho avuto un contatto con una società, no? E a me fa impazzire quando io parlo con le società e si parla di tutto tranne che del campo della pallacanestro. Cioè, io sono un tipo di allenatore dove fa un determinato tipo di pallacanestro, quindi pallacanestro molto col tiro molto da 3 punti, ricercare il primo tiro possibile, tutte queste cose qua. Ho delle teme, come Meo Sacchetti ha delle cose, run and gun, come Poz ha determinate cose che ha portato anche in nazionale, pur non avendo un Bilan in nazionale, però ha creato quella situazione dove il post basso si andava a cercare anche in transizione, tutte queste cose qua. A me fa impazzire il fatto che i dirigenti non vanno a vedere questo, cioè non vanno a vedere, ok, io prendo il Restivo e so benissimo che non sarà una squadra che difenderà e farà una squadra di 40 punti, ma sarà una squadra proiettata a, poi magari non lo fa Restivo, no? Però è questo un po' il concetto. Invece adesso si va a prendere si vanno a prendere dei giocatori e poi si va a prendere l'allenatore, e l'allenatore gli si dice: ok, con questa squadra qua secondo me siamo da playoff, quindi se non va qualcosa so cazzi tuoi. Cioè un po' è un po' il concetto che è sbagliato. Allora l'identità esisteva, deve continuare ad esistere, non esiste più perché anche lì la ricerca dei dirigenti non è così accurata e non è così approfondita. Sempre più ci sono dirigenti che parlano di cose del campo che non possono capire, non possono parlare, ma soprattutto sempre più dirigenti prendono allenatori dopo che hanno preso i giocatori, e questa è una cosa terribile per noi allenatori, veramente terribile, perché alla fine giustamente gli allenatori, qua continuiamo a parlare appunto di Meo e di Poz, perché giustamente Pozzecco quando arrivò, io mi ricordo che quando arrivò
lui disse: a me di questo americano qua non me ne frega niente, io voglio Spissu come titolare, punto e basta. E questo è una sua caratteristica. Lui l'ha fatto al Galatasaray adesso, l'ha fatto in Francia quando è stato in Francia, anche rischiando, come è successo, il suo posto. Però questa è la caratteristica importante. Allora, questa cosa qua è una cosa giustissima, è una cosa che secondo me in più identifica anche la tifoseria, avvicina anche la tifoseria, perché è normale. Poi uno può piacere perché, attenzione, io critiche nei confronti di Meo Sacchetti e di Gianmarco ne ho sentite forse più anche degli elogi, no? Quindi Sì. questo è una cosa che alla fine, cosa vuol dire? Che alla fine non è importante appunto la critica oppure l'elogio, perché ognuno di noi ha dei pensieri diversi, però almeno l'identificazione è importante. Io sono uno di quelli che non capisco niente di calcio, faccio un fantacalcio solo esclusivamente per far felice mio figlio e ti dico Massimiliano Allegri, mi viene difficile da pensare di poter prendere dei giocatori di Massimiliano Allegri, cioè ho fatto la fesseria quest'anno di prenderne 2, per fortuna li ho svincolati, perché è una roba assurda, ma io, non conoscendo un po' le dinamiche troppo strette di questo fantacalcio e del calcio, ovviamente li ho prese. Però ecco che allora ti dico, se io prendo Massimiliano Allegri non posso pensare che sia un Luis Enrique, è impossibile. E la stessa cosa deve accadere nella pallacanestro. Meo Sacchetti, quando è andato a Cremona, che adesso è andata via, si è trasferita a Roma, Meo Sacchetti ha vinto la Coppa Italia e ha fatto la stessa identica pallacanestro che faceva alla Dinamo, divertente, a 90 punti, tutte queste cose qua. Questa è la cosa bella dello sport. Non è perché sennò qua stiamo, secondo me, ci stiamo un po' incartando da questo modello americano, no, del volere potere, cioè tutti quanti possono fare gli allenatori, tutti quanti gli allenatori possono allenare qualsiasi tipo di giocatore. No, non è così. Anche da parte nostra, se io ho 5 che dei mastini in difesa, faccio difficoltà. Perché? Perché certe cose magari gli alleno, ottengo anche risultati, però faccio difficoltà. È un po' quello che è successo anche quest'anno con Mersic, quando poi gli hanno preso Kulen, e si vedeva lontano un miglio che non c'era assolutamente nessun piacere, probabilmente reciproco. Di stare assieme. E infatti questo poi è andato a incartare un po' una situazione. Ecco dove è la cosa importante, la cosa secondo me importante dei dirigenti. Io ho avuto in questi anni qua alla Dinamo, ho avuto un rapporto, ancora adesso ho un rapporto fantastico con Federico Pasquini, e io ti dico, Federico Pasquini per me è l'emblema del poter lavorare con i dirigenti. Io ho sempre fatto le squadre insieme a lui era di supporto, ok? E io davo a lui tutte serie di nomi, si guardava assieme, si analizzava assieme, ma era di supporto. E lui è arrivato, soprattutto dopo il primo anno, che mi diceva: questa la vedo per te, questa no, non rischiare, proprio perché lui sapeva che per me andavano bene determinati tipi di giocatrici, per cercare di rendere al massimo. Quindi l'identità è la cosa più importante, però l'identità parte appunto da una questione, secondo me, dirigenziale, da una questione di maturità dirigenziale, di professionalità dirigenziale. Sì, ma anche l'allenatore deve essere, voglio dire, nell'anno dello scudetto, se ti ricordi, a un certo punto, dopo un mese di campionato, Sardar annuncia l'acquisto di Cousin, pivot tradizionale. A me Cousin non lo voleva. Ti ha detto: ti ringrazio molto, bellissimo regalo, però così, seduto. Cousin si è fatto 2 mesi di campionato seduto. Giocava un minuto quando usciva per farli qualcun altro, e alla fine ha detto: ragazzi, cosa sono venuto a fare io qui? Quindi, perché Meo Sacchetti è Meo Sacchetti.
20 anni in Serie A, 500 presenze, nazionale, insomma, un allenatore che non ha quel carisma, quella personalità, quella storia alle spalle come ce l'ha avuta anche Gianmarco Pozzecco. Gli compri Luca e dici, ah sì, no, Luca certo è un'ottima letta, lo faccio giocare. No, ecco, quindi Mancino. esatto, quindi quando tu hai a che fare con questi giocatori, con questi allenatori, devi dargli carta bianca. È come nei giornali, l'editore nomina un direttore, il direttore fa l'allenatore, fa il giornale. Se il presidente, il proprietario, il maggiore azionista ci mette becco, finisce tutto. E a Sassari questo non è successo. L'assenza di Federico, se ne è parlato poco, però dopo tanti anni con Federico lì, insomma, adesso probabilmente non è roba di Dinamo, ma Antonello quando allenava il Cuscaglia aveva convinto una giocatrice a venire a giocare a Cagliari mandandogli un filmato del Poetto, ti ricordi Antonello? Sì, Questa ragazza era indecisa se venire perché la Sardegna la prima volta lontano dall'America, e allora Antonello gli ha detto, senti, guardati questo filmatino e ne riparliamo. Un drone una sul delle migliori Poetto. giocatrici. Il giorno dopo, sì, una che faceva 50 punti a partita, era un mostro, ecco, quindi bisogna saper scegliere i giocatori, acquistarli, farli valorizzarli. Ecco, probabilmente nella Dinamo in questi ultimi anni, per stanchezza anche dello stesso presidente, forse, si è andata avanti un pochino così per inerzia. Un playmaker, una guardia, un pivot, una pivot, però sicuramente con un budget inferiore, perché io non ho cifre, però quelle che pubblicano così sono cifre che sono la metà probabilmente di quelle dell'anno dello scudetto, a fronte di squadre come Milano-Bologna, Venezia, Brescia, Dertona, tantissime squadre, se torna su Pesaro, e ora risale Roma, che comunque è la città della capitale. Addirittura rischiano di essercene 2 di squadre a Roma, cioè da 0 a 2, è una roba meravigliosa del basket sì, italiano. perché questo probabilmente è Anche un questo. problema della pallacanestro, però è difficile, cioè noi abbiamo visto che il Bari Calcio sta rischiando di retrocedere. 2 anni fa era in E Serie non da 1. quest'anno. Sì, sì, Non Non da si è mai quest'anno. ripreso da quello spareggio, è Sì, diverso. quel Esatto. cazzotto Si è che mai gli ha ripreso da dato Pavoletti. Pavarotti, Esatto. come si chiama? Non Pavarotti, Pavoletti. Pavarotti, quell'acuto di Pavarotti li ha Esatto. ecco, quindi è difficile. Quindi io credo che quello che diceva prima Antonello, anche tantissimi anni fa, un dirigente del Cagliari Calcio mi aveva detto: siamo retrocessi, è la nostra fortuna. Tu sei pazzo? Ho detto no, siamo 6-7 anni in Serie A, che arriviamo 12, 13esimi, non lottiamo né per salire né per scendere né per entrare in... E invece un anno in Serie A2 vedrai che in Serie B vedrai che ci farà bene. Era un dirigente molto illuminato, un ex dirigente per la verità del Cagliari Calcio, e questo può anche essere vero, cioè che tornare in A2 si riscopre un po' il gusto. Poi sai, in Serie A2, cioè 2 americani e 8 italiani, non è più il 6 più 6 che c'è in Serie A. E quindi magari una volta che riusciremo a vedere qualche giovane sardo, qualche ragazzino, magari Sasha Grant magari viene a giocare a Sassari in A2, non lo so, cioè puoi creare magari Antonio Carlini da vice del vice, magari diventa vice e potenzialmente può essere un ragazzo che farà strada. Ecco, è una rifondazione, però io dico non spariamo sulla Dinamo, ci ha regalato emozioni straordinarie anche con le ragazze, insomma l'attività anche in campo internazionale della Dinamo di Antonello Restivo è stata oltre ogni previsione, quindi non spero sulla Dinamo, nello sport si perde, si retrocede, si cade, ci si rialza, cioè non possiamo sperare di vincere sempre e tutto, ecco. Come dice Nica, ci servono giocatori che fanno sognare il pubblico, e io chiudo il discorso sulla Serie A2, sulla Serie B di calcio, che effettivamente, io faccio l'esempio anche dell'anno di Ranieri, ma non soltanto, penso anche quando ero ragazzino con Ventura, cioè tu quando passi ogni domenica a perdere, a disperarti, poi è vero che non giochi più contro la Juve, non vai più a vedere Zidane o Baggio e vai a vedere il Chievo, vai a vedere il Padova, sicuramente non è lo stesso appeal. No. Però poi alla fine se vinci
se ti diverti, se sei una... Io mi ricordo molto di più i Cagliari della Serie B, appunto il Cagliari di Ventura, il Cagliari di Reia, il Cagliari di Ranieri, di molti Cagliari di Serie A, ok? Perché effettivamente nel cuore del tifoso resta sempre lo spettacolo, resta sempre la vittoria, ecco, e quindi magari auguriamo alla Dinamo che effettivamente questa Serie A2 possa essere curativa, ecco, diciamo così. Siamo lunghissimi, ma siccome ho la maglietta colore Esperia, bisogna parlare di questa Esperia, no? Anche con il coach. Stasera, tra l'altro, c'è la gara 1 del secondo quarti di finale, Nando, giusto? Ricordami. Dipende da Che come stai la sul guardi, pezzo. perché è la semifinale di questo tabellone, ma chi vince questo tabellone poi affronterà in 3 partite sempre la vincente di un altro tabellone. Quindi torniamo ai gironi infernali. Più vai giù e più per risalire trovi... in questo Esatto. campionato sono 90 squadre, ne salgono 3 mi pare, cioè, o 4, insomma è un campionato. Comunque oggi c'è la partita ad Avellino che pochi anni fa giocava contro la Dinamo e vinceva la Coppa Italia, adesso si ritrova lì, squadrone, la grande favorita, in casa ha giocato finora 15 partite, le ha vinte tutte e 15 e tutte mediamente di 18 punti. Tu vedi anche Brindisi, dove l'Esperia ha giocato il primo turno, era imbattuto quel campo, e adesso, che non è lo stesso Brindisi, però che giocava in uno fino all'anno scorso. La Dinamo Brindisi. Esatto, la cosa bella del playoff, Antonello ce lo insegna, che per esempio quest'anno le 2 battistrada del girone dell'Esperia, Carver Cinecittà e Stella e BK Roma, sono usciti al primo turno giocando contro una settima e un'ottava dell'altro girone. Playoff, cioè la Della Panata dice che il tennis l'ha inventato il diavolo, ma il diavolo ha inventato anche i playoff, perché nei successi mi mettono i panni ma la stessa Dinamo dello scudetto è partita dal quinto posto. Sembra dal quinto posto, sì. La Mercedes Alghero era salita in Serie A1 femminile partendo dal quinto posto. Un anno la Dinamo il Cagliari di Ranieri era quinto. Cioè, esatto. Playoff l'ha inventato il diavolo, insomma, capisci? Tu te la puoi fare addosso, ma basta anche una scavigliata, una diarrea notturna per mettere in discussione tutto. Quindi stiamo a vedere stasera con curiosità, sono 3 partite, sabato ci ritorno, però rispetto ecco, l'Esperia sta facendo un po' il processo opposto alla Dinamo. La Dinamo è come un fumogeno, un fuoco d'artificio che però piano piano si è spento andando oltre le cose. L'Esperia invece 2 o 3 anni fa giocava l'Esperia, andava a vederlo neanche le mamme dei giocatori. Adesso hanno riaperto il palazzetto, ci sono 1500 persone che vanno a vederlo, giocano una bella pallacanestro. È una squadra, tornando al discorso di Antonello, che ha una sua identità. Cioè l'Esperia tu la riconosci a occhi chiusi, l'aggressività, il tiro rapido, il correre, se c'è da menameniamo, come diceva il buon Carletto Mazzone, quindi fa piacere e speriamo che faccia stare. Però è un processo lungo, cioè ci vuole del tempo. L'anno prossimo sicuramente nuovamente in Inter, a meno che con tutto questo movimento che c'è, l'allargamento della Serie A1 a 18 squadre, qualche squadra da ripescare perché qualcuno va via, magari non si possa fare. Però una cosa è certa, meglio si risalire piano piano con un progetto a lunga scadenza come quello dell'Esperia, che non una Dinamo Academy spuntata come un fungo da un giorno all'altro che la città ha respinto. Ha rigettato come non sua. Coach, un giudizio sul campionato dell'Esperia, sulla stagione? Beh, sicuramente è super positiva. Adesso questa partita qua, come ha detto Nando, non è facile, però hai anche le 2 partite che durante la regular season, tutte e 2 entrambe perse dall'Esperia, però un blackout, se non sbaglio, Nando, al quarto c'è stato nella gara di ritorno, e un blackout al terzo quarto nella gara di andata, però tutti gli altri 3 quarti è sempre stato, diciamo, se la sono giocata. È una squadra molto forte, una squadra che ha molta fisicità. Avellino mette molto il fisico, ha gente, a differenza di Brindisi, ha giocatori molto esperti. Brindisi erano abbastanza giovani, quindi sicuramente è una sfida, però i playoff sono completamente diversi, si gioca con
con tante altre carte, appunto può esserci una giornata no, una scavigliata, qualsiasi cosa, bisogna essere sempre lì pronti a prenderlo. Però la cosa positiva che sta facendo l'Esperia è sta ricreando questo entusiasmo che, come dice Nando, è stato una maniera assolutamente intelligente poter partire dall'Esperia, piano piano ricreare entusiasmo pubblico, e poi questo passaggio al palazzetto che è stato doveroso ed è bellissimo, perché poi il nostro palazzetto, poi adesso che hanno messo solo le seggioline, è bello anche è sempre stato bello il palazzetto. Io ho sempre detto che il palazzetto di Cagliari è uno dei palazzetti più belli, a me piacciono i palazzetti rotondi. Adesso che hanno le seggioline anche vuoto è meraviglioso. E quindi dal punto di vista estetico c'è quel tocco, no? Esatto. E quindi niente, le persone stanno rispondendo. Io spero si possa andare avanti, anche perché poi adesso senza il calcio, sperando che il Cagliari si salvi matematicamente domenica, diciamo più persone possono, senza il calcio e senza gli altri campionati, quindi anche pallacanestro femminile, tutti i campionati qui si possono più avvicinare all'Esperia, perché stanno facendo delle gran cose da parte di vista societario, da parte di vista della squadra, degli staff, dell'allenatore, e questa è una cosa positiva per il movimento, per tutti noi. Vorrei vedere sempre la cosa che non riesco mai a capire è questa non apertura, non da parte dell'Esperia ovviamente, non apertura diciamo ai giovani delle altre società. Cioè io vorrei vedere veramente palazzetti, ma anche a Sassari lo dicevo, vorrei vedere palazzetti dove anche gli under 15, non so, quelli che giocano contro mio figlio gioca all'Esperia, quelli che giocano contro mio figlio, li vorrei vedere al palazzetto, perché sono questi, come dice Nando, è questo il processo che poi dovrà andare avanti, se no siamo sempre noi e prima o poi noi non ci saremo e chissà chi ci sarà. Però cioè fare un qualcosa per cercare di portare, d'altronde è un evento, perché alla fine è la squadra cagliaritana, massima squadra della pallacanestro, è un Prezzi evento. modici, Allora, tra l'altro, prezzi molto bassi, assolutamente, 5-6 euro. Di meno esatto. ti devo pagare io per venire. Esatto, Detto che esatto. poi i ragazzini li potresti anche fare entrare tutti gratis, Sì, tu ma di infatti riempirti il palazzetto e fare fino casino. a 12 anni è gratis, credo. Esatto. Tanto non prevedi di farlo per guadagno puro, cioè credo che poi si possa anche pensare. Esatto, io dico portare proprio, ecco, le altre società dove dovrebbero lavorare. Io adesso tiro fuori Astro, Antoniano, delle società che mi vengono in mente, ma portate questi bambini, questi ragazzini a vedere il basket. Se non si portano i ragazzini a vedere la pallacanestro, come possiamo pensare che poi in futuro saranno quelli che terranno duro? Perché poi alla fine è quello. Io vedo il palazzetto, che è bellissimo, il palazzetto del campo fuori, è sempre pieno di gente, sempre gente che va a giocare, quindi la passione secondo me c'è, però dobbiamo cercare di coltivarla. Allora, per coltivarla c'è l'evento. È giusto che anche i ragazzini under 15 dell'Antoniano, del Cola, under 17, fate quello che volete, mini basket, tutto quello che volete, è giusto vederli con le loro tute, con le loro maglie, con le maglie dell'Astro, con le maglie, va benissimo, ma deve essere una festa. Cioè io continuo a dire questa cosa qua. A me la cosa che dispiaceva di più a Sassari è che Sassari a livello femminile ha tantissime squadre, Dinamo 2000, Basket 90, non veniva nessuno. Cioè io andavo in giro, andavo a prendere il caffè, andavo a Sassari, mi salutavano tutte le ragazzine e non venivano al campo. Cioè è una cosa assurda, è una cosa inspiegabile. Allora si deve noi adulti, noi che siamo anche genitori e tutti, dobbiamo cercare di incentivare, non costringere con la forza assolutamente, ma cercare di dare quella cultura giusta per far vedere ai nostri figli, ai nostri nipoti, qualsiasi cosa, che andare al palazzetto è una cosa utile, è una cosa bella. Questo è quel tipo di lavoro che noi dobbiamo fare.
sia che sia il genitore, sia che sia soprattutto Senti, ma chi alleni l'anno l'allenatore. prossimo? Ce lo dici? Ecco. No, ancora niente. Ancora niente. No, allenatore del Cagliari. Ci sei mancato. Allenatore del Cagliari. E il Cagliari. Lo so. Esatto. È mancato anche a me, però vediamo se ci sono delle situazioni, c'è qualcosa, però vediamo se ci sono delle situazioni che anche per la mia famiglia possono essere buone, diciamo così. Ho fatto quest'anno qui con mia figlia che è da tanto che non facevo un anno completo con mia figlia e mio figlio. Ti ha chiesto scusi, lei chi è? Esatto, all'inizio... Mamma, c'è uno riccio in casa che non non capisco chi sia. Esatto, all'inizio mi diceva, andavo a prendere la scuola, ci sei tu, quindi è una cosa... Poi dopo è iniziato, ma quando parti? Poi dopo è iniziato a non partire, quindi piano piano siamo arrivati. E lei che ha chiamato Sardara l'estate scorsa ha detto: senti presidente, facciamo così. Esatto, molto bene. Sì. Molto bene. No, in chiusura intanto ci devi dire, coach, se quelli del Milan che hai svincolato erano Leao e Pulisic, o se almeno uno dei due c'era. No, quelli per fortuna no. Era Fofana, Loftus-Cheek. No, Loftus-Cheek no, è Bartesaghi. Bartesaghi è del Milan, giusto? Fofana ci vuole coraggio, cioè, va detto. Fofana scelta molto ardita del coach. Esatto. Ma secondo me, Antonio, ti ricordavi del Fofana della Francia degli anni 90? Secondo me era io ho sentito Fofana, ho detto, deve essere, mi piace il nome. Il nome è forte. No, io ho visto che c'è Fortuna Sfiga, perché io ho avuto la sfiga di avere Martinez sempre fuori, Martinez e Ken avevo come attaccanti che praticamente non hanno giocato. Ken è la maledizione dell'anno. Abbiamo cancellato questo canale. E qua ci siamo cascati. Però ho preso Chilisoi, ma poi dopo che ho preso Chilisoi non me l'ha fatto più giocare, c'è un po'... Dovrebbe farsi un po' di partitelle lì appunto nel campo di basket dietro il palazzo, quello scoperto, per insomma, fare un po' più di atletica, diciamo, di aerobica, ecco, da quel punto di vista. Vai allo stadio domenica? Domenica non lo so. Domenica notturna. Col Torino 20:45 dovrebbe esserci l'omaggio a Pavoletti, nel senso che sarà l'ultima gara interna di Pavoletti. Sì, c'è una delegazione di tifosi del Bari che verranno appositamente da no, poi sono quelli del Lecce, ci saranno quelli del Lecce che lo ringrazieranno sicuramente per quello. Va bene, diciamo, andavo vi dico una cosa, andavo più allo stadio quando stavo a Sassari che quando sono qua. È una cosa stranissima questa cosa qua, perché quando stavo a Sassari, le volte che avevo pausa, succedeva che c'era il Cagliari in casa, allora ho detto non posso perdere. Devo andare. andavo a vedere. Devo andare. Verso qua ci sono andato lo stesso, ma un po' meno. Perché c'era la famiglia, tua figlia che diceva no, niente o porti anche me oppure niente. Esatto. Va bene, ragazzi, grazie a coach Antonello Restivo, grazie a Nando Mura, vi abbiamo sequestrato ben più dei 20 minuti. Dei 20 minuti canonici, ma insomma è sempre un piacere parlare con voi. Quindi grazie, alla prossima e buona giornata. Grazie, alla prossima. Ciao. Molto bene, caro Luca. Siamo andati ci stava, dai. abbondanti oggi, ovviamente. Però spero che chi è stato con noi si sia divertito. Tanti temi, zero donazioni, questo non va bene, zero donazioni non va bene, non va bene, questo eravamo partiti benissimo anche sul eravamo partiti bene invece abbiamo portato Condò, abbiamo portato un'ora di basket a tutti, vabbè, ce la segniamo questo, grazie davvero in vista di domani. E poi chiedono anche il buongiorno 131 estate, capito? Hai capito, veramente. Ma domani non l'abbiamo ancora trovato il primo ospite, giusto? No, non ancora. Okay. Attendere, prego. Molto capito? bene. Va bene.
Ci sta, dai. Va bene. Allora, possiamo chiudere? Cosa dici? Anche perché io avrei un appuntamento a breve, quindi Sì. direi Ci sta. che sa da fa. Ecco, Grazie. possiamo dire una cosa al volo, così ci portiamo Vai, avanti. Fanta 131. Esatto, E lo Fanta ripeterai anche 131 domani. non ci sarà domani, ma non perché non voglio fare la Basta, puntata, chiudiamo, ma perché Luca si è chiudiamo 2 rotto, giorni alla è basta. un anno di fatiche e di Esatto. tristezze infinite, quindi Esatto. basta Fanta No, 131. lo faremo sabato pomeriggio, perché così, visto che le partite saranno domenica, ci saranno un po' più di notizie, un po' più di attendibilità, uscirà il podcast delle probabili formazioni, ma quello solo nel canale YouTube. Questo è, quindi col Fantacalcio ci vediamo sicuramente sabato, così abbiamo più notizie e riusciamo a dare in questo marasma delle Più che ultime 2 altro, ecco, giornate. spiegalo meglio, perché appunto giocandosi tutte le prime partite si giocheranno domenica a 12:30. Forse Non ha senso, siamo più forti. Al momento restiamo così. Al momento restiamo così. Abbiamo Roberto, già abbiamo parlato del Cagliari la prima all'inizio. Quindi riguardi la puntata, Esatto, c'era Paolo Condò, c'è stato un po' di tematiche recuperati interessanti, la prima parte della puntata. Adesso come chiudiamo, torna indietro e ti puoi vedere Repeat. i primi 35 minuti si è parlato solo di Cagliari, quindi niente, vabbè, Quindi, domani. Ci vediamo domani dalle 10 come sempre. Buona giornata a tutti e grazie ancora per farci compagnia, ovviamente. Ma grazie a te. Grazie a te. Grazie a lei, direttore, è sempre un piacere. Sigla! Dopo questa sigla. Ciao. Meno male, perché se no finisce malissimo qua. Ciao. La sveglia suona, la redazione in pista, Sardegna in diretta, c'è voglia di notizia, storie di sport, un'isola in piena, storie di vita, a voce alta, alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Storie di sport, storie da raccontare, tra il campo e il mare c'è tanto da dire. Alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Alza il volume, fatti sentire, la Sardegna a voce è pronta a stupire, un ritmo che batte, che non vuol finire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. 131. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Nicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.